Non c'è soltanto un'ombra che si allunga, ormai ci sono i tentacoli che strozzano. La camorra in Veneto è una realtà confermata anche dall'inchiesta Millionaire, che nelle ultime ore è sfociata in 13 provvedimenti restrittivi, chiesti ed ottenuti dal pubblico ministero della distrettuale antimafia di Venezia, Roberto Terzo, ed eseguiti dalla squadra mobile di Venezia. L'aggravante del metodo mafioso e quindi caratterizza l'inchiesta. Questa è la storia di un patto scellerato tra imprenditori veneti di origine meridionale ed un gruppo di pregiudicati campani vicini ai casalesi. I primi erano in difficoltà economiche, i secondi avevano la disponibilità di assegni rubati al Banco di Napoli. Il sodalizio voleva incassare e spartirsi 4 milioni di euro, grazie soprattutto alla complicità di un impiegato di banca infedele che però al primo inghippo è stato sequestrato, minacciato e picchiato. Il clan, che si definiva famiglia, pensava che il bancario si fosse trattenuto i soldi. In realtà a bloccare l'operazione era stato il direttore dell'istituto di credito di cui è dipendente. La denuncia dell'impiegato per l'aggressione subita ha dato il via all'inchiesta, che coinvolge anche l'ex patrona del Saldonà Calcio, indagato con l'accusa di aver negoziato 10 assegni sospetti per pagare gli stipendi dei calciatori.